Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola splash radionica radiestesica del vostro Marietto Veneziano. In questi tempi il Degato Marietto Veneziano hanno deciso di regalare nuovi circuiti che chiaramente usiamo da tanti anni, ma che devono entrare nel circolo visto le tempistiche e visto i periodi molto particolari. Quindi il Degato Marietto Veneziano hanno deciso di regalarli e però devono dare anche le istruzioni per l'uso. In questi periodi stiamo divulgando questo circuito, quindi chi lo vede per la prima volta questo video può andare a cercare nel canale Manuel Veneziano questi circuiti qui di cui abbiamo dato anche le spiegazioni, questo e questo. Nei prossimi tempi daremo istruzioni anche sulla ruota del karma tibetano e anche quello sui circuiti Bovis. Ma in questo periodo, cioè oggi, praticamente vorrei spiegare un po' questo circuito molto particolare, un circuito proattivo, è un circuito in cui quando lo si usa quando ci sono situazioni congeste nei locali, negli appartamenti, ma soprattutto nei locali. E come si usa? Semplicemente lo si stampa in formato 4 e lo si praticamente plastifica. Ripeto, è il formato A4, lo si plastifica e la sua funzione principale è togliere le energie negative nei locali. Lo ripeto, quando si entra in un locale o in un periodo negativo in casa che va tutto male, questo dà un piccolo aiuto. Certamente non è chiaramente forte come un rito propiziatorio o un sigillo, ma quando si entra in alcune abitazioni o magari si compra un acquisto, una macchina, vi dicendo se voi comprate una macchina allora lo stampate in un formato più piccolino e mettete il circuito magari nella macchina. Comunque serve fondamentalmente per togliere energie estremamente negative. Lo si lascia, per quanto tempo lo si lascia? Lì bisogna chiedere al pendolo, perché a dipendenza della gravità della situazione, no? Allora si può intervenire, nel senso lo si può lasciare più giorni, massimo chiaramente un mese. Il Marietto consiglia di chiedere sempre questa cosa qua al quadrante radiostesico dei giorni, così che si vede per quanto tempo deve essere lasciato in una casa, in un locale, in una camera, oppure dove ad esempio magari il figlio, figlia o figlio o madre litigano spesso, insomma. Se nell'eventualità non si può mettere in bella vista per il semplice fatto che magari è visto male, visto come qualcosa di insomma pesante, allora lo si può mettere sopra una credenza, sopra un armadio, sotto un letto, insomma lo si può mettere in una posizione in cui non è visibile, però non ci deve essere sopra nulla, non ha bisogno che sia posizionato a nord, a sud perché è rotondo. In più vi ricordo che questo piccolo sigillo, circuito radionico pulisce, quindi non è mai congesto, è sempre praticamente pulito il circuito. Il circuito non ha bisogno di luce solare, quindi lavora con la luce eterica, quindi va sempre bene. Vi ricordo per utilizzare questo, mai lasciarlo troppo tempo in un locale. Per disattivarlo basta mettergli sopra un altro circuito o un altro foglio e via dicendo. Bene, per il momento penso di aver detto tutto. Se volete un consulto sapete che sono 20 euro 45 minuti. Non contattatemi in PVT se non volete un consulto, vi ricordo questo. Vi ricordo anche che il Degadda è sempre disponibile sia per consulti o anche al lunedì, al venerdì alle 21:15 per le sibille interattive gratuite. Io sarò il mercoledì alle 18 per le sibille interattive sempre nella piattaforma StreamYard. Quindi se volete fare delle domande libere, chiaramente devono essere persone nuove, non sempre le stesse persone che fanno lo stesso proprietario, perché lo sapete benissimo cosa dice Marietto, e cioè che dopo un tot di volte che si fa la stessa domanda le sibille si ubriacano e quindi non vi danno mai un risultato chiaro. Se volete invece agire ci sono i sigilli, c'è il ciondolo, ci sono i riti propiziatori e quant'altro. Chiaramente nulla viene giù dal cielo gratis, tutto questo. Bene, cari amici, vi ringrazio di avermi seguito e mi raccomando, i prossimi, questo l'ho già fatto come circuito, questo l'ho già spiegato, questo pure, e i prossimi circuiti saranno che spiegherò questo e questo qui, il quadrante Bovis. Bene,
Io penso di aver detto tutto, vi ringrazio di avermi seguito, e ci sentiamo al prossimo video e alla prossima spiegazione. E mi raccomando, per un consulto contattate pure il decano Maria Veneziano, 20 euro, 45 minuti. Grazie, alla prossima, ciao.